Gloria a Dio, siamo pronti per leggere la parola di Dio. Leggeremo un salmo. Salmo 37. Alleluia. È molto lungo, sono 40 versi. Leggeremo i primi 8 versi, ma parleremo di questo salmo. Salmo 37. Leggeremo dal primo verso fino al verso 8. A Dio sia la gloria. Amen. Amen. Non adirarti a causa dei malvagi. Non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno presto falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Confida nell'Eterno e fai il bene. Abita il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà quel che il tuo cuore domanda. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui ed egli opererà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce, il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Stai in silenzio davanti all'Eterno e aspettalo. Non adirarti per colui che prospera nella sua via, per l'uomo che riesce nei suoi progetti malvagi. Cessa dall'ira e lascia lo sdegno. Non irritarti. Ciò non conduce che a fare del male. Amen? Amen. Accomodatevi. Gloria al Signore. Bellissimo salmo. Salmo di Davide. Non è una preghiera, non è un canto, ma contiene espressioni di saggezza cristiana, consigli cristiani, consigli che ogni credente è chiamato a far propri. Consigli a quale atteggiamento deve avere una persona che manifesta il timore di Dio nei confronti della prosperità dei malvagi. Vi capita o no di guardare ai non credenti, che non dovremmo mai guardare ai non credenti, e di vedere una certa prosperità in queste persone che non hanno timore di Dio, non hanno fede? I malvagi prosperano. È vero. Ma noi rimaniamo e siamo figli di Dio. Amen. Alleluia. Considerando che i malvagi prosperano, il giusto, il credente, colui che ha timore di Dio, soffre interiormente. E si pone una domanda: perché, Signore? Questo salmo afferma che dopo un certo tempo, quanti respingono il Signore saranno abbattuti, perdendo tutto quello che avranno guadagnato sulla terra. D'altronde le parole di Gesù quali sono? Che giova all'uomo e guadagna tutto il mondo, se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua. Che utilità ne ha l'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la cosa più importante, l'anima? Siete d'accordo, fratelli? Amen. Chi fa il bene e rimane fedele a Dio godrà invece della presenza del Signore, del suo aiuto e della sua guida. Amen. Amen. Alleluia. Quindi il primo punto è non adirarti. Dio ci dia grazia di mantenere sempre la calma. Amen. Imparate da me, non da me, ma da Gesù. Sono parole di Gesù: imparate da me che sono umile e mansueto di cuore e troverete il riposo alle anime vostre. Amen. Amen. Se invece continui a guardare agli altri che prosperano, viene una cosa, e tu sempre lì, ma gloria a Dio, che bello parlare con il Signore, no?
E tante volte dico, Signore, grazie, perché nel bisogno posso rivolgermi a te. Alleluia. E a volte penso, ma se non dovessi chiederti nulla, Signore, ma mi rivolgerei a te? E grazie a Dio perché ci ricorda che abbiamo sempre bisogno di Lui. Amen. E non possiamo fare a meno di Lui. Amen? E vogliamo dipendere da Lui. Quindi il primo punto, non adirarti. Alleluia. Un altro punto che voglio sottolineare insieme a voi, che questo Salmo ci presenta, è: trova la tua gioia nel Signore, come una traduzione, quella che io trovo, il tuo diletto nel Signore. Trova la tua gioia nel Signore. I credenti trovano la gioia e la loro più grande soddisfazione nel rapporto personale che hanno instaurato con Dio. La gioia non la troviamo nelle cose effimere, ma lo troviamo nella presenza di Dio. Già stare alla presenza di Dio e produce grande gioia. Amen. Amen. Piena soddisfazione. Quanti trovano il loro diletto nel Signore godono della sua presenza e sono felici di vivere secondo la verità della sua parola. Cioè chi ha un rapporto con Dio riconosce che il principio che è nella parola di Dio, la sua parola, questi testi che leggiamo, non sono lettere solo, lettera morta, ma è parola vivente. E c'è un grande beneficio nel recepire, nell'interiorizzare la parola di Cristo. Alleluia. Tali credenti desiderano ciò che vuole Dio. Quando si ha un rapporto stretto personale con Dio, i tuoi desideri diventano conformi al volere di Dio. Cioè non vivi per te stesso. Ciò che tu desideri è subordinato alla persona che ami. E noi amiamo il Signore, vero? Amen. Alleluia. Cioè i desideri del cuore coincidono con la volontà di Dio e quindi quello che si desidera, che viene presentato a Dio, viene concesso da Dio perché è secondo la sua volontà. Ricordo una volta un giovane, lo racconto perché mi ha fatto ridere un po' tutti quelli che eravamo lì, ma in modo serio. Venne da me un giorno, mi disse, eravamo in un atteggiamento conviviale, insomma, diciamo scampagnando la chiesa di Pieve di Cadore. Eravamo in campagna, sto giovane mi fa: fratello, io devo confidarti una cosa, sto pregando il Signore per qualcosa. E io sinceramente, dimmi caro, dimmi, posso aiutarti? Prima che preghiamo qui in un angolo, qualcosa? Sì, guarda, sto chiedendo al Signore di avere una Ferrari. Siamo messi a ridere, no? Ma quello che desideriamo e che chiediamo al Signore, sentiamo che sia nella volontà di Dio. Signore, voglio una Ferrari. Ma Scherzava. Ma è nella volontà di Dio, sapete cosa? Signore, riempimi della tua presenza. E nella volontà di Dio, sapete cosa? Signore, battezzami nello Spirito Santo. E nella volontà di Dio, Signore, tienimi legato a te. Amen. Queste sono cose che Dio approva e ci concede. Alleluia. Poi in secondo piano, per quanto mi riguarda il mio rapporto con Dio e la mia fede, per il secondo piano sono tutte le cose materiali, che sinceramente nel corso degli anni sto imparando a neanche chiedere più al Signore, perché senza che gli chiedo nulla, Lui mi provvede. Amen. Amen. E allora cerchiamo prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutto il resto ci sarà sopraggiunto. Amen. Gloria a Dio. Ora, quando troviamo la nostra gioia in Dio e proviamo
la nostra maggiore soddisfazione nei suoi propositi per noi. Il Signore stesso mette i giusti desideri nel nostro cuore. Alleluia. Egli stesso guida quello che è il nostro desiderio. Alleluia, Gesù. Quello che possiamo dire va, ci sentiamo approvati da Dio, no? E se leggiamo in Filippesi capitolo 2 versetto 13, l'Apostolo Paolo scrive così: infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Amen. 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 Che bello. E Dio guida anche i nostri desideri. Alleluia. Un altro punto: egli farà risplendere la tua giustizia come la luce. E qui vi chiedo di aiutarmi a leggere qualche verso di questo salmo. A quelli che vivono in comunione con Dio e che si addolorano per il peccato che è nel mondo sono date alcune promesse. La prima, versetti 4 e 5. Leggete, Salmo 37, versetti 4 e 5. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riposi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Amen. 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 Quindi se fai questo, come conseguenza ti sarà concesso quest'altra cosa, no? Quindi risposta alle preghiere. Amen. 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 Versetto 6. Dio difenderà la loro giustizia. Versetto 6. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce, il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Amen. Amen. Se tu sei al centro della volontà di Dio, prima o poi la tua giustizia sarà manifestata a tutti. Amen. Alleluia. Quindi non abbiamo bisogno di combattere per far capire che siamo brave persone o perché abbiamo ragione in determinate cose. No, sarà il Signore che guiderà ogni cosa affinché i suoi figli di luce manifestino la sua luce. Amen. Amen. Alleluia. Versetto 9, versetto 11 e versetto 34. Come ricompensa ci sarà un'eredità celeste. Versetto 9. Poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nel Signore possederanno la terra. Amen. È una promessa, amen? Amen. Quelli che sperano nel Signore erediteranno la terra, ma sappiamo che non è questa terra. La terra promessa è il cielo, amen? Amen. Alleluia. Versetto 11, stesso concetto, Ma gli umili erediteranno la terra e godranno di una gran pace. amen. Alleluia. Versetto 34, Spera nel Signore e segui la sua via. Egli ti esalterà perché tu possieda la terra e veda lo sterminio degli impii. amen. Amen. Alleluia. Altra promessa è l'aiuto e il sostegno del Signore. Versetto 17 fino a 19. Perché le braccia degli empi saranno spezzate, ma il Signore sostiene i giusti. Il Signore conosce i giorni degli uomini integri, la loro eredità durerà in eterno. Non saranno confusi in tempo di sventura, ma saranno saziati in tempo di fame. Amen. Amen. Promesse del Signore verso coloro che gli sono fedeli. Alleluia. Altra conseguenza è la guida, la protezione e la presenza di Dio nella propria vita. Versetto 23 a 25. I passi dell'onesto sono guidati dal Signore. Egli gradisce le sue vie.
Se cade non è però abbattuto, perché il Signore lo sostiene prendendolo per mano. Io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, nella sua discendenza mendicare il pane. Amen. Quindi perché adirarsi guardando la prosperità dei malvagi? Non so. Io sono stato giovane, sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, nella sua discendenza mendicare il pane. Amen. Alleluia. E infine la promessa, forse più importante, la salvezza. Amen. Versetto 39. La salvezza dei giusti proviene dal Signore. Egli è la loro difesa in tempo d'angoscia. Amen. Amen. Gloria al Signore. Facciamo nostre queste promesse. Amen. Alleluia. L'ultimo punto, e voglio poi concludere, è aspettare il Signore. Aspettalo. Di fronte alla prosperità degli empi e dei malvagi, dobbiamo mantenere una fede forte nel Signore, mentre attendiamo la sua giustizia e la difesa della nostra buona testimonianza. Dobbiamo aspettare il Signore. Amen. Questa è la concretezza della nostra fede in Lui. Amen. Aspettalo. Versetto 7. Sta in silenzio davanti all'Eterno Io aspetto. e aspettalo. Bisogna sapere aspettare. Pazienza. Ed è scritto, se uno non ha pazienza, cosa deve fare? La chiesa al Signore. Dammi pazienza Sì. e riceverai pazienza. Amen. Però la dimostrazione di fede che noi professiamo è saper aspettare. Aspettalo. Preghi? Aspetta. Amen. Stai pregando? Aspettalo. Amen. Se tarda? Aspettalo. Non per certo egli verrà. Amen. Amen? Amen. No, io prego e subito. Sapete, c'è una fiaba, quella del genio, no? Della lampada. Cosa vuoi che io ti faccia? La nostra immagine a posto di Dio è questa. Che Dio si prese, cosa vuoi che io ti faccia? Vero? No, è sbagliato. Il nostro concetto deve essere diverso. Signore, sono un umile tuo servo. Sono qui davanti a te. Come vuoi che io ti serva? Questo è il concetto. È diverso. Perché Lui è e rimane il Signore. Re dei re, Signore dei signori. L'unico solo e vero Dio. Amen? Amen. Noi siamo i Suoi servi e ci ha dato l'onore di diventare i Suoi figli. Amen. Alleluia. Alleluia. Che bello quando Gesù dice ai Suoi discepoli, io non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Siete miei amici. Amen. Amen. Gloria a Dio. Dio ci dia grazie, cari nel Signore, di non guardare agli altri. Amen. È un privilegio essere figli di Dio. Ed essere figlio di Dio non vuol dire che deve andarti tutto bene nella vita. Spesso è il contrario. I figli di Dio sono quelli perseguitati, oltraggiati, offesi, vituperati. Perché Gesù ha vissuto queste cose prima di noi. Ma spesso sento dire, ma perché mi va tutto male nella vita? Ma come sei diventato un figlio di Dio è qualcosa di male? Gesù ha cancellato i tuoi peccati, è qualcosa di brutto. Che cosa deve andarti? Ancora di meglio, puoi essere sempre scontento, ma di che cosa sei scontento? Ma ti sembra giusto che, guarda,
Come soffri tu queste cose, soffro anch'io. Non arrivi a fine mese, neanch'io. Però come ho letto nella parola di Dio, non ho mai visto il giusto mendicare il pane. Amen. Dio mi ha sempre provveduto. Amen. Gloria a Dio. È meglio non avere soldi in banca che perdere la grazia di Dio. Amen. Quindi non adirarti. Sii contento. Sii felice perché sei un figlio di Dio. Una figlia di Dio. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Amen. Vogliamo ringraziare il Signore? Amen. Anche perché Deborah sta andando via ma ha ascoltato tutto. Quindi vogliamo dire grazie Signore. Pace, grazie, Dio ti benedica. Vogliamo alzarci in piedi. Vogliamo chinare il nostro campo. Preghiamo il Signore. Alleluia. Ringraziamolo. E se stai attraversando un periodo di rabbia interiore, sai, io credo che il Signore ci abbia parlato. Amen. Non adirarti. Non ti arrabbiare. Invece di guardare agli altri, guarda Gesù, il tuo Signore, che con amore si è offerto per te e che ancora oggi è pronto ad aiutarti, a liberarti e a spezzare le catene. Alleluia. Oh Gesù, gloria a te, Signore.